Se ci sono delle famiglie che consapevoli, informate, scelgono di non vaccinare il proprio figlio comunque, né ora né mai, i genitori sanno e devono essere consapevoli che una delle due sanzioni, oltre a quella economica, è quella che il bambino non può frequentare il nido. Così il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli stamane, commentando quanto accaduto qualche giorno fa a Verona con una quindicina di famiglie che avevano visto i loro bimbi rifiutati dai nidi perché non in regola con la documentazione richiesta dalla nuova legge sulle vaccinazioni obbligatorie. Qualche ora dopo queste dichiarazioni il colpo di scena. Come annunciato la scorsa settimana dal governatore Zaia, che aveva promesso un provvedimento che rendesse meno coercitiva la normativa, ecco arrivare la moratoria firmata dal direttore generale della sanità Domenico Mantoan. In sintesi, il decreto regionale, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali e di conoscere l'esito del ricorso alla Corte Costituzionale, per quanto riguarda la frequenza di nidi e materne dell'anno scolastico 2017-2018 per i bambini già iscritti, si applicherà il regime transitorio fino al 2019-2020, anno che prevede invece la decadenza dell'iscrizione. Ci sarà quindi tempo fino al 2019 per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bimbi da 0 a 6 anni ed evitare la decadenza dell'iscrizione. Scongiurato il rischio che qualche bambino veneto, come accaduto a Verona, si veda escluso dagli asili in assenza della documentazione richiesta. Fermo restando l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro il 2019, i genitori al momento potranno accompagnare regolarmente i loro bimbi a nidi e materne che dunque potranno accogliere tutti gli iscritti. Alle ULSS il compito di vigilare ed eventualmente contattare quei genitori non ancora in regola perché provvedano alle vaccinazioni. Per favorire lo scambio di informazioni tra istituti scolastici e aziende sanitarie, la moratoria regionale prevede un'ulteriore agevolazione. Nel rispetto di quello che ha detto il garante della privacy, cioè che non devono essere riportati dati sensibili, le ULSS forniranno alle scuole l'elenco dei soggetti che sono stati vaccinati, che non sono stati vaccinati, senza riportare dati sensibili.